conosciuti e amati da tutti come Carlo e Giorgio. E siete nei teatri con Senza Skei. Senza Skei, sì, anche nella vita, ma chi lo sa. Siete nei teatri adesso qui nel Veneziano, insomma, spieghiamo un po' il vostro tour. Siamo in diretta, credo, no? Mi pare di capire, siamo in diretta e quindi stasera e anche domani saremo innanzitutto al Lido. Dove? Al Lido, al Palazzo del Cinema, quindi meglio di così, in Sala Grande al Palazzo del Cinema con lo spettacolo Senza Skei, questa sera e domani. Che è praticamente tutto esaurito, quindi corsa agli ultimi posti. Diciamo esattamente così. Corsa agli ultimi posti, esatto, c'è ancora qualche posto. Che cos'è Senza Skei? In realtà è uno spettacolo, chiaramente uno spettacolo, che abbiamo deciso di fare in forma, diciamo, di tutorial. Innanzitutto tutorial, perché tutorial? Perché ormai non c'è argomento, non c'è richiesta, non c'è curiosità, tema che non possa essere spiegato attraverso un tutorial. Un bel tutorial, no? L'era dei tutorial. Sì. L'era dei tutorial. Ovviamente una guida pratica, diciamo noi, più ironica che pratica, di pratico che c'è poco. Ecco, specchio del momento che sta vivendo il nostro paese. Esatto, forse qualcuno di voi lì a casa. Di sicuro noi che siamo come Senza Skei. Ecco, non è proprio vero, ma dai, insomma, un po' ci scherziamo. Quindi è il tutorial su come vivere senza Skei. Una vita senza Skei. Tra l'altro, mentre ascoltavamo quale notizie che stavi dando, ci rendavamo conto che ovviamente non nelle notizie ma nelle tematiche sono tutte anche presenti nel nostro spettacolo Senza Skei, dalla scuola anche alle famiglie arcobaleno, siamo sul pezzo. Siamo sul pezzo. Del resto lo spunto è il post-Covid, dovevamo uscire tutti migliori, più buoni e invece è peggio. È peggio, siamo peggiorati, stiamo peggiorando sempre di più. Noi lo prendiamo con ironia, però nel sottofondo c'è la verità e c'è un'amara verità in qualche caso. Esatto. E poi dicevamo allora che adesso siete a Jesolo e adesso al Lido. Sei un po' emozionato oggi. Mi hai chiamato Giuseppe, sono Giorgio, a Jesolo e siamo al Lido. Sì, ma non ti preoccupare. Tranquillo Enrico, È mattina presto anche per noi, soprattutto per noi. Come proseguirà il tour? Allora, dopo queste 2 serate al Lido saremo a Feltre, poi a Cavarzere, poi saremo a Caorle, poi saremo a Treviso e addirittura poi sbarcheremo a Cortina con il nostro Senza Skei, che è un po' un ossimoro sbarcare a Cortina. Esatto, è impossibile. Ma andare ossimoro, bellissima. Mi sorda il dizionario. Anzi, facciamo un appello anche a tutti i veneziani, ma non solo, i veneti nel mondo, che vengano a Cortina. Italiani. Che vengano al mondo. Che data è Cortina? 6 agosto saremo a Cortina con Senza Skei. Veramente. Ecco. Nel frattempo state girando un po' per Venezia per un po' trovare la chiave per raccontare la città. Sì, nessuna volontà di cambiare la città, è impossibile. Mission Impossible, visto che è appena uscito. Tom Cruise ha girato a Venezia, potrebbe essere impossibile. In realtà è un po' un giocare, un po' così su alcune dinamiche che ci sono in città, un po' provocatoriamente e anche un po' prendendoci in giro, ecco, come carattere veneziano. Chi sono i veneziani, come pensano, cosa fanno. E quindi questa piccola rubrica che stiamo sviluppando sui nostri social attraverso dei video si intitola La Venezia che vorrei. Ecco, la Venezia che vorrei. Per esempio ne parlavamo anche insieme un po' prima, cioè ad esempio che il turismo è un grandissimo problema, tutti si lagnano, però tutti vivono del turismo, no? Cioè è un po' il controsenso che c'è in questo. Esatto, una delle pillole parlava proprio appunto del turismo, del fatto che tutti si lamentano da una parte ma dall'altra prendono perché magari hanno una pittanza turistica. Nessuno si offende, è un dato di fatto, insomma. E quindi insomma ricevete anche dei continui impulsi, immagino anche del pubblico. Guarda, devo dire di sì, non occorre neanche girare la città perché i media, voi stessi insomma, ci informate ogni giorno su quali sono le problematiche, le lamentele e i continui problemi che vivono i veneziani o i turisti viceversa. A tal proposito comunque, siccome siamo in una società
praticamente social, ecco, per qualsiasi cosa, e date, e questi sketch di cui parlavi, e le nostre attività, invitiamo la gente, il pubblico, o a seguire sicuramente Buongiorno Mattina e tu Rai 3, ma anche i nostri social, e quindi andate Carlo e Giorgio Su Facebook, su Instagram, su TikTok, i canali il YouTube, sito nuovo di Zecca, carloegiorgio.it, insomma tutto, basta sappiamo cliccare tutto. Carlo e Giorgio, saltiamo fuori da qualche parte. perché appunto viviamo nell'era dei social, e tra l'altro, ecco, ma estemporanea così è un po' difficile, anche per un insegnante, prima si parlava di Rovigo, no? Avere un po' di autorità, no? Nei confronti di certi ragazzi, quando magari, che ne sai, magari hai di fronte un ragazzo che ha 100.000 followers su TikTok. Quindi vuoi che abbia il tempo di studiare, che ne so, geografia o di studiare i moti carbonari? Ma no, ora sui lì, ma no, hai capito? Quindi in realtà non sarà mica colpa dei ragazzi, ma neanche dei genitori. Ma sì, Mato, non si può dire che è colpa dei genitori, ti becchi una denuncia subito. È colpa della scuola. È colpa della scuola, basta. Che dovrebbe essere un po' più smart. Ecco. Vabbè. Grazie a Carlo e Giorgio, Grazie a e te. seguiremo Grazie a te, sicuramente grazie a il voi. vostro. Grazie a voi, Grazie a grazie. Grazie Buona di giornata, esserci grazie. venuti a trovare.